nei paesi islamici dove vige la Sharia. And the government's worried L'apartheid femminile nei paesi islamici in cui vige la Sharia. Discriminazione nei confronti delle donne. La TV di Stato iraniana ha diffuso un video ripreso dalle telecamere di sorveglianza della polizia che forse mostra cosa è successo. Prelevano le donne, le caricano sui furgoni, le portano nella caserma, le malmenano. In 2 casi documentati, 2 sono morte. Sì, no, 2 che leggiamo sui giornali, in realtà ce ne sono centinaia di casi. Ha detto che il cadavere di Masha mostrava chiari segni di percosse. Apartheid femminile, ossia la discriminazione sistematica nei confronti delle donne e delle ragazze. È la realtà quotidiana, molto triste naturalmente, di alcuni paesi islamici come l'Iran, che poi è lo stesso paese da cui proviene, anzi ci è scappato, Taher Jafarizad, che al tema dell'apartheid femminile ha dedicato un libro dove Taher racconta i soprusi che un regime corrotto e criminale compie ai danni soprattutto del genere femminile. Siamo andati a trovare questo combattente delle libertà nella sua città, Pordenone, dove da 30 anni gestisce un negozio di tappeti e un'associazione attivissima sul fronte dei diritti. La Sharia nei paesi islamici. Quali paesi islamici? L'Arabia Saudita, Poi? Qatar, Emirati Arabi, Bahrain, Dubai, l'Iran, l'Afghanistan, alcuni stati della Nigeria dove è forte la presenza della tradizione islamica, Somalia e così via. Molti paesi islamici, legge e religione sono la stessa cosa. L'Iran non aprirà alcuna trattativa con gli Stati Uniti, un regime prepotente e truffatore, è quanto affermato dalla guida suprema Ali Khamenei. Che l'Islam non deve essere separato dalla politica. Descrivici l'apartheid. Discriminazione nei confronti delle donne. Quando nel Corano il capitolo 4 dice che la testimonianza di una donna vale esattamente il 50% rispetto a un maschio, viene totalmente applicato sia in Iran, che rappresenta la parte sciita, sia in Arabia Saudita, che rappresenta il sunnismo. Cos'è la polizia morale? Loro devono far rispettare usi e costumi islamici. The start of another patrol for Kano's Hizbah enforcers. As protectors of Islamic Sharia law in northern Nigeria, it's their job to gather evidence of un-Islamic behavior and respond. Pattugliano i maschi e le femmine. Le femmine perché devono portare il velo, perché adesso, dopo la rivolta Donna, Vita e Libertà che è scoppiata dalla morte di Mahsa 2 anni Amini, fa. A partire dal 16 settembre 2022 le donne non portano più il velo. E questi criminali fermano queste donne, arrestano, portano in galera. Mahsa Amini era una ragazza iraniana che aveva superato un concorso. Tu sai che presso le università iraniane c'è numero chiuso, come la medicina in Italia, però là ci sono per tutte le facoltà. Lei aveva superato, i genitori come premio l'hanno portata a Teheran, oltre a visitare i suoi parenti, più fare una specie di shopping. Il suo velo non era a norma, qualche ciocca di capelli era fuori dal suo hijab islamico, allora viene fermata, accompagnata da questi 4 della polizia morale, normalmente sono in 4, 2 maschi e 2 femmine, e hanno detto ai suoi che portano in caserma per dare una certa educazione morale. Allora dopo 3 giorni consegnano la salma
ai genitori dicendo che appunto ha avuto un problema cardiaco, però il medico che aveva fatto l'autopsia aveva un parere totalmente diverso. Cioè? È stata picchiata brutalmente, poi questo è tutto documentato. Tra l'altro è finita in coma, è stata Certo. un paio di giorni in coma. Sì, prima di morire. con tutto quel è stato picchiato da questi criminali, il risultato è quello. Ecco, dopo la sua morte è scattata la sollevazione del popolo Certo, iraniano, certo, delle certo. donne, Tante intanto donne. già al funerale nel cimitero di questa cittadina Sì. curda ci sono state proteste, centinaia sì. di persone, le donne si svelavano, Sì, sì, slogan, sì. e poi dopo è scattato il movimento. Un movimento Donna, Vita e Libertà. Jian Azadi sono 3 parole kurde. Gli iraniani traducono donna, vita, libertà. Oltre che velo bruciavano, oltre a questo, come protesta è una usanza tipica della popolazione curda, tagliavano anche i loro capelli, che appunto noi non accettiamo più, perché il corpo è nostro, decidiamo noi. Durante quella rivolta sono state uccise più donne che maschi. Cioè, E più donne sono finite in galera. la forca funziona sempre in Iran, vero? Certo. Adesso hanno condannato Too-Much, è un cantante rap che ha cantato solo delle canzoni بدون رأی سفید نداریم بی‌طرف نداره این جنگ پوش گذاشتی رو قتل تو هم قاتلی واسه پوشوندن جنایت باید رو خون راه بری a favore della libertà, del rispetto e contro l'impiccagione degli esseri umani. Per questo motivo è stato arrestato, incarcerato e condannato ad essere impiccato. Tutto il mondo si è ribellato. Adesso vediamo cosa succederà. In Iran nelle ultime elezioni sono andati a votare neanche 10%. Io provengo dalla parte nord dell'Iran, neanche 2% sono andati a votare, per cui la Repubblica Islamica non fa parte assolutamente né della cultura iraniana né usi costumi della popolazione di quell'area. Più del 70% si considerano apertamente atei. Cosa vuol dire questo? Il tuo appello, diciamo, agli occidentali distratti che magari manifestano per altro e si dimenticano sempre dell'Iran? La domanda che spesso mi fanno è questo: cosa possiamo fare in Occidente? In Occidente solo portare avanti la voce degli iraniani, solo questo noi vogliamo. Noi non vogliamo l'intervento militare da un paese terzo, obbligate le aziende che vendono degli armamenti di non fornire i loro armamenti attraverso i paesi terzi all'Iran.